Ci troviamo qui a Portogruaro e per la precisione davanti all'ex tribunale di Portogruaro, sezione distaccata di Venezia, con l'assessore Daniele Stival. Assessore, questa sera voi della Lega Nord avete fatto un'azione dimostrativa appendendo alcuni volantini sul portone di questo tribunale. Per quale ragione? Ma abbiamo intanto messo i volantini ma anche acceso dei lumini perché insomma c'è stata la morte del Tribunale di Portogruaro, ormai è una cosa che è partita tanto tempo fa, che in modo abbastanza inerte le amministrazioni locali ma anche i cittadini hanno subito e accettato loro malgrado. C'erano tutti gli strumenti per poter mettere in moto un qualcosa di diverso e dare un servizio sulla giustizia in modo particolare anche a Portogruaro e al portoguarese, e evidentemente chi comanda a Roma, che è molto lontana dal portoguarese ma che ha comunque dei portoguaresi presenti nelle stanze dei bottoni, evidentemente non gliene frega niente, non gli interessa né da una parte di avere il servizio per i propri cittadini né soprattutto per quello che è poi la sicurezza, perché al Tribunale adesso seguirà tutto il problema della polizia e quindi tutto il tema importante che interessa i cittadini sulla loro sicurezza, sulla loro tranquillità. È evidente che non ci capiamo con chi ci governa a Roma. È un giudizio sull'operato dei due parlamentari del PD? Ma io credo che i cittadini del portoguarese dovessero chiedersi chi sono i due parlamentari del PD, cioè due parlamentari di un partito che ormai è dal 2011 in maggioranza, quindi ormai più di 2 anni, credo che non sappiano neanche come si chiamano, e oltre a non sapere come si chiamano loro, credo che questi signori, insomma, che dovrebbero essere i rappresentanti del territorio in quel di Roma, credo che siano anche loro lontani dal proprio territorio, cioè che non facciano nulla di utile e di ciò che serve a questo territorio. A livello locale come giudica l'operato che ormai sta per concludere del sindaco Antonio Bertoncello? Bertoncello sta preparandosi la strada per altre elezioni, è evidente, insomma è chiaro, perché sta strumentalizzando la sanità, sta strumentalizzando un po' tutti gli argomenti importanti per la città, ma non sta facendo nulla di concreto per la città. È ovvio che poi può facilmente scaricare il barile su altri lidi e su altri settori, quel che è certo è che comunque poco sta facendo e ha fatto per la sua città, e credo che di questo i cittadini devono ricordarsi. Un'ultima domanda: perché un elettore di Portogruaro, ma generalizziamo del Veneto, dovrebbe votare Lega Nord alle prossime elezioni europee? Ma perché noi abbiamo un messaggio chiaro che nessuno ha in questo momento, perché tutti dell'arco costituzionale di questa nazione sono supini e accettano in modo passivo ciò che l'Europa decide sulle nostre teste. Noi siamo gli unici che stanno dicendo no a questo tipo di euro, no a questo tipo di Europa che così com'è ci sta facendo morire. Noi vogliamo un'Europa che sia dei popoli, che sia delle regioni, e quindi un'Europa completamente diversa, e ahimè siamo gli unici in Italia a dire queste cose.